I nostri anziani meritano tutela e rispetto, soprattutto all'interno delle case di riposo. Per questo, come Giunta regionale e come Regione del Veneto, metteremo in campo tutte le azioni necessarie per fare chiarezza su quanto si è verificato all'interno di Villa Serena. Tuoni e fulmini da Venezia. Le previsioni meteopolitiche su Villa Serena dicono che c'è elettricità nell'aria. Dopo che Rete Veneta ha rilanciato la protesta dei familiari di alcuni anziani ospiti della casa di riposo di Bassano, che con tanto di lettera firmata hanno messo nero su bianco i disagi e le sofferenze che i ricoverati sarebbero costretti a sopportare, ora si muove anche la Regione Veneto. Il capogruppo della Lega Nord, Nicola Finco, ha immediatamente presentato un'interrogazione alla giunta di Luca Zaia chiedendo che si verifichi la qualità dei servizi erogati dall'istituto. Per verificare se quanto denunciato dai parenti degli anziani ricoverati all'interno di Villa Serena corrisponde al vero, quindi la situazione delle mense, ma anche dei reparti e anche delle condizioni di assistenza nei confronti dei nostri anziani. Adesso anche la regione ci vuol veder chiaro. La residenza per anziani è gestita dall'istituto Cima Colbacchini, struttura di assistenza benefica del comune di Bassano del Grappa. Sì, qui una responsabilità ce l'ha in maniera indiretta anche il comune. Ricordiamoci che il CDA, il consiglio di amministrazione di queste case di riposo, viene proprio nominato dal consiglio comunale, in particolar modo dalla maggioranza che governa questa città. Quindi io chiedo anche al sindaco di convocare o una commissione urgente o un consiglio comunale urgente per fare chiarezza su quanto accaduto a Villa Serena. Noi di Rete Veneta ovviamente continueremo a tenere sotto controllo la situazione e non smetteremo di interessare le istituzioni competenti. Il nostro posto è accanto ai cittadini perché il tempo su Villa Serena torni sereno.